Cicagna in festa in attesa del Natale. Cicagna in festa in attesa del Natale, come tutti gli anni ormai da 9 anni, perché questa è la nona edizione. Organizziamo la festa Natale della Vota, organizzata dal Pifero Associazione Culturale di Cicagna. E sono 9 anni che tutti gli anni prima di Natale, generalmente o una o due domeniche prima di Natale, organizziamo questa festa. È stata l'occasione anche di aprire il mulino. Sì, aprire il mulino dopo tanti anni era il sogno di mio papà e mio fratello è riuscito nel corso di questi ultimi anni, con l'aiuto di tutta la famiglia, a ripristinarlo. Ci è voluto tanto tempo, costanza e perseveranza, ma è riuscito finalmente a farlo rivivere. Questo è l'antico mulino di Cicagna, ha origini antiche, però è stato comprato dai miei bisnonni nel 1931 e è sempre stata l'attività della famiglia. Poi con i miei nonni l'hanno utilizzato fino alla fine degli anni 70, quando poi l'economia contadina è finita, è andata in disuso, così anche il mulino è stato pian pianino abbandonato. Siamo in Musetta, che è un gruppo di musica tradizionale che porta avanti la tradizione musicale delle 4 province. Ecco, come vi state trovando qua a Cicagna? Molto bene, fra l'altro qui a Cicagna è un paese dove c'è stato per anni un antico costruttore di questi strumenti e quindi siamo anche contenti oggi di poter essere qui in questo paese che ha una sua storicità nella costruzione e nella tradizione di questo strumento musicale.